ringrazio a tutti molto di essere qui e faccio una brevissima presentazione, come sempre, del professor Tamani, che ringraziamo moltissimo di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi oggi. Questa lezione, siamo arrivati alla quinta, se non erro, lezione organizzata dall'Associazione Progetto Rialto con Linea d'Acqua, e mi pare che le cose stiano procedendo come avevamo programmato, con l'interesse da parte di tutti. L'interesse per il libro a stampa è visibilmente importante in città, i legami, l'ho detto e non vorrei ripetermi troppo, i legami con gli scopi dell'Associazione Progetto Rialto sono sempre un po' astratti, non è che vediamo le ricadute immediate, ma non c'è dubbio che per noi l'isola lealtina è il cuore stesso della città, nel quale abbiamo sempre detto e sempre sostenuto l'idea che si tratti di un cuore nel quale gli scambi hanno determinato la crescita stessa lo sviluppo stesso della città, non solo da un punto di vista di scambi di beni alimentari, di prodotti alimentari, di merci che hanno a che fare con la vita quotidiana, ma grandemente anche con gli scambi culturali, e non c'è dubbio che da questo punto di vista la storia del libro e la storia delle librerie e la storia delle incisioni sia strettamente legata al cuore stesso della città. Una presentazione brevissima del professor Tamani, che alcuni di voi conoscono bene per aver lavorato a lungo all'Università di Ca' Foscari. Si era laureato all'Università Cattolica di Milano, ha insegnato filologia ebraica medievale alla Facoltà di Lingue Orientali, così si chiamava allora, di Ca' Foscari, ha svolto ricerche su alcuni celebri manoscritti ebraici, per esempio quelli miniati, famosissimi e decorati della Biblioteca Palatina di Parma, e poi sui libri a stampa, che è appunto il cuore, l'argomento principale, libri a stampa in ebraico, che è l'argomento principale della nostra lezione di oggi, conservati in varie biblioteche italiane pubbliche, ma anche sulla storia della tipografia, cioè delle tipografie che stampavano libri in ebraico, pur non essendo delle stamperie delle tipografie cristiane. I principali luoghi di stampa sui quali ha lavorato sono Soncino, Brescia, Gorizia, ma anche naturalmente Venezia, e di questo in modo particolare ci parlerà oggi. Ha anche studiato i libri ebraici nelle biblioteche private cristiane, per esempio quelle dei grandi umanisti, e per esempio fra gli altri quella del Cardinal Domenico Grimani. I suoi studi hanno riguardato diversi testi pubblicati in ebraico di diversa natura, testi sacri, testi poetici, testi esegetici, filosofici, scientifici, dal Medioevo all'età moderna, e ha anche esaminato e studiato i traduttori, che non è poca cosa. Qui noi vi abbiamo chiesto di intervenire appunto all'interno di questo ciclo, in modo particolare per gli studi condotti sull'editoria ebraica a Venezia tra la fine del XV e il XVIII secolo, argomento sul quale lui ha pubblicato moltissimo, studi scientifici in Italia e all'estero, oltre che atti di convegni. Molti dei suoi studi e i suoi contributi sono stati pubblicati dagli Annali di Ca' Foscari, rivista della quale è stato anche direttore per un certo numero di anni. Fra i suoi studi vorrei ricordare il Canon Medicinae di Avicenna, nella traduzione ebraica, forse non saranno più presenti, ma per cercare un pochino, un piccolo contentino alle persone che si sono lamentate giustamente di una serie di mancanze nel nostro ciclo, per esempio quella dei libri di medicina, e non c'è dubbio che nel nostro ciclo noi abbiamo elencato 8-10 argomenti, ma ce ne sono molti altri che avremmo potuto includere e non sono stati inclusi, e fra questi sicuramente i libri di musica e i libri di medicina. Gli stampatori in ebraico a Venezia erano particolarmente importanti, da
Aldo Manuzio, del quale si è occupato il professor Tamani, a Daniele Bomberg, a Maso De Zara, e le xilografie di Grisellini della Bibbia ebraica che è stata pubblicata nel Settecento a Venezia, insomma argomenti veramente di grande spessore, di grande ricchezza per il tema di cui ci stiamo occupando. Detto questo, e mi scuso di dover fare questo appello ogni volta, ma è un po' il mio ruolo, do la parola al professor Tamani e lo ringrazio ancora di essere qui con noi. Buonasera. Io parlerò per una decina di minuti per la presentazione del tema e dell'argomento, poi presenteremo una cinquantina di diapositive e su alcune di queste mi fermerò per illustrarle in un modo abbastanza dettagliato. E poi alla fine, forse se ci rimane tempo, parleremo anche di una casa d'antiquariato in cui vengono esposti, messi in vendita alcuni dei libri stampati a Venezia di cui io parlerò, insomma. Questo per dire che la storia dei libri antichi non finisce solo nei magazzini delle biblioteche, libri consultati da pochissime, rarissime direi persone, ma continua ancora in un mondo vivo, è quello delle aste di antiquariato, perché alcuni di questi libri sono esposti e costano moltissimo. Ci sono il luogo su cui la casa d'asta è Kestenbaum di New York, che si può facilmente, vedremo se riusciamo in tempo a presentare. Di fronte, prima una brevissima avvertenza, di fronte a un argomento, oserei dire, sterminato, come i libri ebraici a Venezia in età moderna, ho scelto di non fare la storia della stampa ebraica a Venezia, ma di presentare solo alcune edizioni rare, poco note e interessanti più per le loro illustrazioni che per il loro contenuto. Non tratterò quindi di libri famosi come le Bibbie rabbiniche, il Talmud, i libri di preghiere e di Kabbalah, né di editori come Daniel Bomberg, Elvise Bragadin ed eredi, Marcantonio e Giustinian, Giovanni Di Gara e commissaria Vendramina, ma mostrerò appunto le illustrazioni di alcuni libri rari e sconosciuti, o quasi, o almeno che io ritengo sconosciuti. Tuttavia permetterò solo un brevissimo cenno introduttivo. La stampa di libri ebraici a Venezia durante i secoli XVI e XVII ebbe uno sviluppo straordinario nonostante il divieto di imprimere trattati talmudici e simili imposto dalle autorità ecclesiastiche, nonostante il divieto imposto agli ebrei della Serenissima Repubblica di stampare in proprio. Ma nonostante questi divieti, la collaborazione tra imprenditori cristiani, spesso di famiglie patrizie, animati da motivi economici, e gli ebrei che diventarono esperti nell'arte tipografica, fu molto produttivo, soprattutto nei secoli in questione. In Europa l'editoria ebraica veneziana fu la più importante per la quantità e per la qualità dei volumi pubblicati. Non so, finora non ci sono arrivato se c'erano i dazi sul trasporto dei libri, come vedremo se facciamo il tempo, ad Assaro a Venezia, e poi per l'esportazione della tipografia veneziana verso il vicino Oriente, verso il nord Europa e l'Europa centro-orientale. Credo che non ci fossero i dazi, nonostante l'interesse economico che consentiva ai veneziani di guadagnare sull'esportazione dei libri, insomma, perché circolavano poi tutto il bacino del Mediterraneo e dell'Europa. All'inizio la storia della stampa a Venezia è stata diciamo molto condizionata dalla lite Giustinian-Bragadin. Meir Katzenellenbogen, rabbino a Padova, cercava un tipografo per stampare il codice Mishneh Torah di Maimonide con sue note, siamo intorno al 1550. Non si accordò con Giustinian, ma con Elvise Bragadin, che stava per avviare una
di propria tipografia ebraica e fu stampato appunto il Mishneh con note a cura del Katzenellenbogen nel 1550. Bragadin appunto stampò questo volume in foglio in quattro volumi. Marco Antonio Giustiniani, che aveva già aperto subito dopo la fine dell'attività di Daniel Bohm la tipografia, nel 1550-51 pubblicò la stessa opera e la mise in vendita a un prezzo molto inferiore, ovviamente facilitando la vendita e l'esportazione. Katzenellenbogen si rivolse alla rabbin Moshe Isserles di Cracovia, che invitò gli ebrei a non acquistare l'edizione giustiniana. Da parte sua Bragadin si rivolse a un'altra autorità, e l'autorità a cui si rivolse fu l'Inquisizione romana, accusando Giustiniani di stampare opere contrarie alla religione cristiana. Della lite tra i due stampatori, che da commerciale diventò religiosa, ne approfittò ovviamente subito il Papa Giulio III, che il 12 settembre 1553 decretò la confisca e il rogo di tutti i libri del Talmud e simili, perché i testi ebraici erano ritenuti pericolosi per la religione cristiana. A Venezia, il 18 ottobre, il Consiglio dei 10 ordinò la consegna di tutti i libri talmudici, compresi commenti e commenti. I postumi di questa lite ci offrono un'informazione unica e preziosa sul mercato dei libri ebraici a Venezia negli anni 1550-70. Le stamperie ebraiche, erano due allora, si fermarono a Venezia nel 1553 e la stampa di libri ebraici si trasferì a Cremona, Manta, Ferrara, Sabbioneta e Riva del Garda, dove si sviluppò fino alla ripresa dell'attività a Venezia nel 1563, quindi 10 anni di interruzione. I veneziani questa volta ignorarono le conseguenze economiche dello spostamento della tipografia ebraica e della perdita di proventi dei dazi sulle carte e sui libri in arrivo e in partenza da Venezia. Nel 1573, ad esempio, Antonio Giustiniani, figlio dell'erede di Marco Antonio, sosteneva che nel 1553 il padre aveva perso libri per 24.000 ducati. Le vicende dell'editoria ebraica a Venezia durante questi secoli si sono sviluppate da una parte tra i divieti e i limiti posti dal governo della Serenissima, non sempre osservate e rispettate rigorosamente, e dall'altra tra l'iniziativa, fate attenzione, di imprenditori cristiani che in cambio di un ricavo economico agli ebrei disposti a dedicarsi a quest'arte fornirono locali per le botteghe, denaro per pagare i lavoratori e per l'acquisto di materiale, torchi, caratteri, carta, inchiostro. Inoltre, soprattutto, assicurarono loro una copertura legale di fronte alle magistrature veneziane sempre pronte ad emanare rigide disposizioni per limitare la stampa ebraica, per dissuadere gli ebrei dal dedicarvisi, disposizioni che raramente venivano applicate nella loro integrità. In tal modo, tra gli ebrei stampatori e gli imprenditori cristiani, che si possono chiamare editori nel senso attuale del termine, si stabilì tacitamente un modus vivendi che permise all'editoria in ebraico della città di diventare, come noto a tutti, la più importante d'Europa nel 500 e fino alla metà del 600. Questo è successo, oltre ai due sistemi contrapposti, disposizione legale e intraprendenza economica, indubbiamente in gran parte dovuta a consulenti e consiglieri editoriali, ricercatori e procuratori di manoscritti e di opere da stampare, venditori e acquirenti di libri, preparatori e curatori dei testi, correttori di bozze, committenti, finanziatori, garzoni, lavoranti, torcolieri, nonché come compositori almeno fino al 1571, quando fu loro vietata la loro attività come compositori, erano anche gli ebrei.
I rapporti economici e culturali che in questo campo, in questi 3 secoli, intercorsero tra gli imprenditori cristiani e fra i collaboratori ebrei sono quasi del tutto ignoti. Cioè, gli studiosi si sono occupati di fare gli annali, la descrizione delle varie edizioni, poi si sono occupati soprattutto della lite avvenuta, come dicevo prima, tra i 2 editori, Giustiniano e Braganella, nella metà del Cinquecento e delle sue conseguenze, però di altri problemi non si sono molto occupati, forse anche perché il materiale manca, perché si fa fatica a ricercarlo. Comunque, allora erano gli stessi autori o i loro familiari, i loro amici, i loro allievi che da Gerusalemme o da Sapri, ad esempio, portavano a Venezia, non a Costantinopoli, per quanto fosse meno distante, per quanto ci fossero buone tipografie, portavano a Venezia i loro manoscritti, che finanziavano la pubblicazione, che da loro assistevano e rimanevano a Venezia, soggiornavano a Venezia e assistevano e collaboravano alle varie fasi della stampa, che ritiravano le copie stampate e che le portavano in patria per distribuirle, oppure erano le confraternite che commissionavano e finanziavano la stampa quasi sempre in economia dei loro libri di preghiera, oppure era qualche ricco mercante che faceva da mecenato. I nomi di questi addetti al mondo del libro, come li chiamano, in particolare quelli dei tipografi, dei curatori e dei correttori, molto spesso compaiono nei frontespizi, nelle dediche, nei colofon, per mano di Daniel Bonner, per mano di Meir Dazzar, per mano di Meir Parenza. Sono, diciamo, le formule prevalenti, ma di più non è possibile, sul ruolo che da loro esercitato non è possibile sapere. Un'ultima osservazione: nella metà del Seicento a Venezia, secondo la lettera inviata a Roma dal nunzio apostolico Scipione Pennopieschi, erano attive 2 stamperie di lingua ebrea, di proprietà dei nobili, cito, dei nobili veneti, cioè di signori Bragadini e Vendramini, i cui addetti alle tipografie erano in gran parte ebrei, assistiti a volte da qualche cristiano, che venivano pagati dai padroni e alle loro volte erano ancora messi a parte di guadagno, secondo che restano d'accordo. La crisi dell'editoria era già avviata. Nel Cinquecento, chiamato il secolo aureo, quando Venezia era padrona del commercio dei libri, furono pubblicate circa 900 edizioni. Nel Seicento, il secolo che viene definito argenteo, nelle 2 tipografie appena ricordate e qualche altra minore che lavorava per le grandi tipografie, ne furono pubblicate circa 600, di cui alcune di una qualità che diminuiva di anno in anno, mentre nel Settecento, il secolo bronzeo, nel quale Venezia era rivenditrice di libri, se ne stamparono circa 640, compreso un centinaio di fogli volanti con poesie occasionali, con un'ulteriore diminuzione della qualità. Anche la conservazione e il commercio dei libri risentirono della decadenza dell'attività editoriale. Nei primi decenni del Seicento il cardinale Richelieu, quando stava costituendo la sua biblioteca, oggi a Parigi, riferisce che un suo incaricato inviato a Venezia per comprare libri gli aveva scritto che in quelle città non esisteva neppure una biblioteca ebraica di qualche importanza e che le sole opere ivi pubblicate colà erano libri di preghiere e manuali di rito. Non accenno alle stamperie più importanti e alle loro caratteristiche e direi passiamo alla proiezione delle diapositive. Purtroppo nella prima la lettura del testo che è messo nel margine inferiore non mi è venuta molto bene. Comunque la marca tipografica usata nel 1150-51 da Marco Antonio Giustiniano, tipografo che ha litigato con Bragadin, sulla stampa del Tour Raccaglini di Jacob Belesser. È il Tempio di Gerusalemme, circondato da una cornice quadrata formata dal versetto 2,9 di Ageo.
la gloria futura di questa casa sarà grande più di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti, in questo luogo porrò la pace, oracolo del Signore degli eserciti. Nel carpiglio che circonda la cupola del Beth Midrash, del Tempio, si legge: grande sarà la gloria di questo Tempio, dice il Signore degli eserciti. Nel frontespizio di solito compare la marca priva della cornice. Questa è la marca di Marco Antonio Giustiniani, di cui ho accennato prima. La prossima è il testo giuridico ebraico, quindi Mishneh Torah, che è venuto prima del Talmud, testo giuridico fondamentale, con il commento di Ovadia da Bertinoro, ed è stata stampata in casa di Carlo Querini da Meir Parenza, 1548-49, 4 volumi, formato in quarto. Questa è la marca tipografica, l'unica che compare, di Carlo Querini, perché ha stampato solo questa opera, che ha questo frontespizio, come vedete, di 3 stelle. Poi andiamo avanti, ecco, Meir Parenzo, sempre attorno al 1545-1570, è l'unico stampatore ebreo che sia riuscito a stampare opere ebraiche in proprio e a mettere nel frontespizio la marca tipografica ebraica, cioè il candelabro che voi vedete, il candelabro ebraico, si trova solo in 5 edizioni, le uniche 5 edizioni stampate con un frontespizio da un ebreo, perché appunto era vietato agli ebrei pubblicare. Sono 5 volumetti, alcuni direi molto rari e molto interessanti. Poi avete nella terza del 3 Corone, che è la marca tipografica di Alvise Bragadin, una famiglia di stampatori, la più lunga, diventata più lunga, cominciata nel 500, verso il 500, è andata fino ai primi decenni del 700, quindi tutta una discendenza, e l'opera è un Mishneh Torah, un testo giuridico di Maimonides, stampato da Meir e Asher Parenzo. Meir Parenzo è quello che è stampato prima in proprio, poi si vede che non ce la faceva più, non aveva soldi per andare avanti, si è rivolto al Bragadin. Parenzo, che sono Meir e Asher, 2 fratelli, non sappiamo se sono nati a Parenzo e poi trasferitisi a Venezia per il padre, oppure se sono nati a Venezia e hanno assunto il cognome del paese di origine, come Mosè, da Zara e così via, insomma, era il fatto comune presso gli ebrei. Poi, tavola 5, sì, tavola 5, un piccolo mistero, nel medaglione, tanto l'opera è il Mishneh Torah di Mosè di Maimon, di cui parlavo prima, è stata stampata nel 1475, 74-75, nel medaglione che vedete una donna, Venere, punto interrogativo, con la testa coronata, con una lancia in mano, schiaccia con i piedi il drago a 7 teste, motto che si trova nel medaglione, nell'immagine del medaglione: al re piacerà la tua bellezza, Salmo 45-12. È una marca tipografica, molti hanno avanzato il dubbio, però la certezza non ce n'è. Era di Meir o Asher Parenzo. Poi la successiva è probabilmente un'altra, si trova sempre nello stesso volume, sembra una marca tipografica di Asher o di Meir Parenzo, siamo, ripeto, nel 1474-75. Nel medaglione uno sperone roccioso di forma triangolare, molto simile ai faraglioni di Capri, sormontato da una ghirlanda, emerge dall'acqua del mare o del lago. Alla sua sinistra un'aquila con le ali spiegate, motto perché tu sei prezioso ai miei occhi. Isaia 43,4. Ripeto, è una marca tipografica, una delle tante isole che si trovano davanti a
nella costa della Croazia, non lo sappiamo. Poi un'altra, diciamo, 3 diapositive per presentare 3 ritratti, cioè fatto piuttosto insolito nella tipografia ebraica di quel tempo. Il primo ritratto è di Mosè Ben Gerson Gentili, Cherez in ebraico, nel 1691, per molti anni maestro di Talmud e Midrash a Venezia, eseguito quando aveva 46 anni da Alexandr Avir, si legge qua in fondo in margine, però non si vede bene, come si legge nel margine inferiore destro, pubblicata nel frontespizio del commento di Mosè Gentili al Pentateuco dal titolo Opera Sefer Melechet Machaseret, opera di invenzione, Venezia, Giovanni De Paoli, un tipografo minore, appresso Alvise, Bragadin, 1710. Quindi questo è uno dei 3 ritratti che io ho trovato nelle pubblicazioni di questi 3 secoli. Sì, qua avete la didascalia, si legge. Poi l'altra, l'ultima, andiamo alla seconda, è di Tobia Cohen, di cui parleremo più avanti, 1707-1708, pubblicata nell'opera Maaseh Tobia, l'opera, una piccola enciclopedia del titolo Opera di Tobia, era il ritratto di Tobia Cohen, Metz 1652, Gerusalemme 1729, e il ritratto è stato eseguito dall'incisore, come si vede nel margine inferiore a sinistra, da Antonio Luciani Venetus, autor et sculptor, all'età di 48 anni, cioè nel 1700, pubblicata nel verso della prima carta della sua enciclopedia Maaseh Tobia, stampata appunto a Venezia nel 1707-1708. Lucianus Antonius Venetus è vissuto a cavallo dei secoli 600-700 in area veneta, autore di numerose incisioni di personaggi ecclesiastici e di contenuto religioso. Il libro, cioè il ritratto, l'autore, Tobia Cohen, tiene nella mano destra l'astrolabio, è un libro nella mano destra, scusate, l'astrolabio nella mano sinistra. Il terzo ritratto, uno è scomparso, è questo, di Abraham Ben Sabbatai Cohen, è un autoritratto di questo autore, Cohen da Zante, Creta, vissuto a Creta dal 1670-1729, solo immatricolato presso l'Università di Padova, leggete la data, medico e scrittore, eseguito all'età di 49 anni, è inserito nel frontespizio della sua parafrasi poetica dei Salmi e di una raccolta di sue poesie dal titolo complessivo Che è un nato Abramo. Venezia, Bragadin, 1719. L'esemplare che ho consultato si conserva a Mantova nella biblioteca comunale. Andiamo avanti. Adesso ci troviamo di fronte ancora a un'opera stampata da Meir Dazzara, una delle 5 opere stampate da Meir Dazzara. Vedete il frontespizio con la marca tipografica. L'opera, il titolo è Meshar la Carmonie, la favola antica, stampata nel 1545-1547, 64 carte, illustrato, cioè con numerose xilografie. Posso, sì, forse non mi rimane ancora il tempo. Yitzhak ibn Saula, l'autore di questo Meshar Carmonie, seguendo modelli della novellistica araba e adottando il genere della Makama, ha composto la raccolta di favole dal titolo Meshar Carmonie, la favola antica, di cui le prime 2 edizioni, senza indicazione di luogo, di anno e di tipografo, sono stampate probabilmente a Brescia o a Varco, piccolo paese vicino
a Brescia, dove il Soncino si era trasferito per qualche anno per stampare, o nei paesi limitrofi fra il 1891 e il 1497 dal famoso tipografo Gerson Cioncino. L'autore scrisse quest'opera nel 1281-83 seguendo modelli della novellistica araba e adottando il genere letterario, come diceva Bello Macalma, compose questa raccolta di favole. L'opera è divisa in 5 porte, contiene un'ampia collezione di favole, parabole, racconti e aneddoti, da 60 a 80, in prosa animata con inserzioni diverse. Scopo dell'autore era quello di rendere l'opera più popolare e più comprensibile all'anziano, scrive nell'annotazione, al dotto e all'ignorante. Sono state aggiunte figure per favorire la comprensione da parte dei piccoli e dei semplici e per distogliere con quest'opera i giovani dalla lettura di Omero, delle opere dei cristiani e dei filosofi. In ogni porta esprimono e confrontano e discutono i protagonisti, di solito 2, le loro opinioni, un moralista appunto e un oppositore. In prevalenza sono trattati i seguenti argomenti: il tempo, l'anima, le scienze fisiche, la medicina, l'astronomia, l'astrologia, le debolezze umane, gli intrighi di corte e il comportamento politico. Nei 7 manoscritti, solo 7 a noi pervenuti, nelle prime 3 edizioni ci sono in numero variabili da 60 a 80 mescialì che spesso si sovrappongono e si intrecciano l'uno con l'altro. I protagonisti delle favole si possono dividere in 3 gruppi: animali, uomini e favole e donne, disegni astronomici e scientifici. I mescialim, le favole, sono illustrate con figure accompagnate da un breve titolo, di solito una riga, per lo più in prosa rimata. Possiamo vedere la riproduzione di qualche pagina. Ecco, questa non c'è nessuna illustrazione, questo è il testo, in parte in caratteri corsivi, in parte in caratteri, le parti poetiche in caratteri quadrati. Andiamo avanti. Ecco, qua avete il saggio e qua avete colui che lo secca, il seccatore, il contestatore, e sotto qua avete la didascalia, avete caratteri ebraici quadrati grandi, è la prima porta, la porta iniziale. Andiamo avanti. Ecco qua due ragazzi, ragazzetti e ragazzotti che prendono in giro il saggio, che prendono in giro e lo analizzano. Andiamo avanti. Ecco, e qua abbiamo come protagonisti 2 animali. Nella vignetta in alto il leone, che vedete che ha la corona in testa, il cervo e la volpe, nella vignetta in basso il bue e l'onago, che sono i protagonisti di questa favola. Insomma. Andiamo avanti. Adesso sì. Questa non è un'opera medica, ma è un'enciclopedia pubblicata all'inizio del Settecento da Lope Bidirodachi e che contiene diverse pagine dedicate appunto alla medicina, perché l'autore era, adesso vi accenno l'autore rapidamente, Tobia Cohen, di solito scritto senza l'H, con la C e senza la K, nato a Metz in Francia nel 1652 da genitori che erano scappati dalla Germania per evitare le persecuzioni, si erano rifugiati a Metz in Francia. È morto a Gerusalemme nel 1729. Dopo la laurea in medicina, conseguita nel 1683 nello studio di Padova, per alcuni anni praticò la medicina in Germania e in Polonia. Poi si trasferì in Turchia, prima ad Adrianopoli e poi a Costantinopoli, esercitando la pratica medica presso la corte di ben 5 sultani. Quindi si laurea a Padova, va in Germania non lo vogliono perché non hanno altri medici, va via, va in Turchia,
e diventa il medico preferito da ben 5 sultani. Poi va in pensione, naturalmente. Nel 1724 e 1729 si trasferisce e vive a Gerusalemme, dove muore nel 1729. All'inizio del Settecento compose una piccola enciclopedia di contenuto in prevalenza teologico, astronomico e medico dal titolo Maaset Ubiyah, l'opera di Tobia, che è considerata, almeno, il più interessante libro ebraico di contenuto scientifico dell'età pre-moderna. Il libro fu pubblicato nella Stamperia Bragadina nel 1707-1708, probabilmente a cura di Scelomò Conegliano, che era un medico che questo era laureato a Padova, che apparteneva a una famiglia di ebrei originari di Conegliano che venivano a laurearsi a Padova, erano accettati all'università, e poi alcuni di loro si trasferivano a Venezia, dove risiedevano gli studenti stranieri che venivano a laurearsi in medicina a Padova e li assistevano. Quindi c'era già in nuce un lavoro di assistenza per gli studenti che venivano già nel ghetto di Venezia, e questo era esercitato ad esempio da questo Conegliano, probabilmente anche lui o qualche suo allievo collega che ha curato il testo e l'illustrazione, perché il testo è stato stampato a Venezia ma l'autore era a Adrianopoli e Costantinopoli. Poi altre edizioni agli stampe in Sassonia nel 1721, Lwów in Polonia 1867-1875, Cracovia 1907-1908, ristampe a Tel Aviv nel 1953, New York 1974. Il testo è corredato da 31 accuratissime illustrazioni di vario formato, segnalano solo alcune che dopo vedremo. Antonio Luciani, scusate, che ho citato prima, si dichiara in margine author et sculptor nella cornice che si trova a 4 lati del ritratto, nella scritta originale notizie autobiografiche, vedete nei margini su Tobia Cohen. Vedete, questo è il frontespizio della prima parte, Son, titolo Maaset Ubiyah, Venezia, Maaset Ubiyah, stampato, questo in caratteri latini, nella Stamparia Bragadina. Il libro però di Seniftal è stato scritto ad Adrianopoli, quindi probabilmente da Adrianopoli amici, colleghi di Tobia Cohen portavano a Venezia in una Costantinopoli l'opera, veniva stampata a Venezia e di lì poi ripartiva, probabilmente seguendo, penso io, le vie commerciali che si diramavano da Venezia verso, come dicevo prima, l'Europa del Nord, la Turchia e così via, insomma. Quindi si stampavano volentieri a Venezia questi libri, parte del valore del tipografo, perché poi come si dice, la vendita, la distribuzione era facilitata dalle rotte commerciali dei veneziani. Insomma. Questo è un aspetto che è stato finora poco studiato, così via, che ha poco interessato. La documentazione, c'è qualcosa, si trova volendo. Allora, questo è Adrianopoli, andiamo avanti. Questa è la terza parte, vedete ancora nella Stamperia Bragadina, però dice il libro è stato scritto a Costantinopoli è stato scritto. Frontespizio ovviamente fa parte dei frontespizio di quell'epoca, andiamo avanti. Vediamo il ritratto di Tobia Cohen di cui abbiamo già parlato, tiene in mano un libro e nella mano destra, nella destra, sinistra tiene l'astrolabio, scusate. Poi vediamo l'astrolabio, andiamo avanti. Ecco l'astrolabio che viene raffigurato, ovviamente a quel tempo non poteva mancare. Andiamo avanti. E il diagramma dei 4 elementi. Chi ha studiato filosofia antica ma anche filosofia medievale sa a che cosa si riferiscono. Fuoco, terra, acqua, aria, erano i 4 elementi fondamentali dell'universo. Insomma. Secondo la teoria
aristotelica che è rimasta, come sapete, in vigore a lungo. Poi andiamo avanti, qua vedete che cos'è un termometro, a proposito di medicina, un termometro. Poi andiamo avanti, qua non si vede del tutto completamente, sono gli emisferi di Magdeburgo. Sapete cosa sono? Qualcuno ha sentito parlare? Magdeburgo, sapete, è una città delle Germania, credo se non sbaglio, della Baviera. Uno studioso, di cui adesso qua non vi sto a tirare fuori il nome, ha preso due coni, sono quelli che vedete qua. Ha preso due coni, li ha infilati uno dentro l'altro, li ha uniti in pratica uno dentro l'altro in questo modo, vuoti, li ha vuotati per bene, puliti per bene, e poi li ha infilati l'uno nell'altro. Pare che e poi aprirli, staccarli uno dall'altro, siano stati necessari 8 cavalli da una parte e 8 cavalli dall'altra, tiravano dall'una dall'altra parte. E così ci sono i cosiddetti emisferi di Magdeburgo. Se avete la pazienza, andate su internet e sotto Magdeburgo, sotto emisferi, trovate un'ottima descrizione. Ecco, quindi, e qualcuno si è preso la briga di disegnare, poi se noterete, io l'ho visto, con estrema cura sia gli animali sia i due coni. Poi avanti ancora, è un disegno di cui non mi è molto chiaro il significato, è il globo terrestre, in alto un uomo e agli antipodi un'altra figura umana. Andiamo avanti. Ecco, un altro globo terrestre, a destra un veliero, a sinistra una città. E in mezzo il globo terrestre, a destra il veliero, a sinistra la città, cioè si vede un campanino, una torre, qualcosa del genere. Poi andiamo avanti. Ecco, a proposito di mancata medicina, qua trovate una delle figure mediche più uniche, più interessanti e più riportate. È la figura umana a sinistra, con i vari elementi del corpo, a destra avete una casa dove è segnata la corrispondenza con gli elementi del corpo. In mezzo avete un rotolo con le didascalie. Vedete i due occhi, vedete il naso, le due finestre del naso, vedete la bocca e così via. E questo è il bagno. Queste sono le varie. Questo è diventato famoso, è riprodotto, lo trovate su internet con estrema facilità, sotto Tobia Cohen, ma sempre via, poi forse riusciamo a vederlo. Questo a proposito di medicina, che viene citato in continuazione. Quindi il foglio 106A, questo è Berman, National Medical Library, Cambridge University of Jerusalem. Andiamo avanti, un'altra figura medica, cos'è questo? L'utero. L'utero disegnato, si legge qua da qualche parte, da medici, cioè da persone che erano state davanti al tavolo anatomico, vedo all'Università di Padova. L'autore, ma l'autore abbiamo detto era lontano, probabilmente i suoi colleghi, i suoi allievi e così via, che si sono preoccupati di disegnare l'utero. Andiamo avanti. E questo che cos'è? Un altro strumento medico. E il forcipe. Andiamo avanti. E questo non è uno strumento medico, ma un elemento di disturbo, il pidocchio. Perché tratta anche del pidocchio e del modo di, come si dice, di combatterlo, di eliminarlo. Andiamo avanti. Questo è un libro di carattere religioso che vi presento perché è completamente illustrato. È uno dei pochi libri ebraici stampati a Venezia del tutto illustrati insieme al Meshana Carbonì che ho citato prima. Meshana Carbonì ha avuto una sola edizione,
poi è emigrato, è andato verso l'Europa centro-orientale, dove è stato ristampato varie volte e tradotto in Yiddish. Questa invece è una Haggadah completamente illustrata, questo è il frontespizio, la Leshon HaKodesh, che sta con la traduzione in italiano scritto in caratteri ebraici. È stata pubblicata la prima volta nel 1609 a Venezia da Giovanni di Gara e poi varie volte fino al 1740, quindi risale questa edizione a Venezia nella stamperia Bragadina, ovviamente con la licenza dei superiori, ed contemporaneamente ne venivano fatte 3 edizioni, una ovviamente in ebraico, una tutte con caratteri ebraici, una con traduzione in Yiddish per gli ebrei ashkenaziti, una con traduzione scusate, in spagnolo o in ladino meglio per gli ebrei che provenivano dalla penisola iberica e una con traduzione italiana per gli ebrei italiani. Sempre tutto come questo che è per gli italiani, con i caratteri ebraici. Andiamo avanti. Ecco qua. Siman le Seder Selpesa, l'ordine delle varie fasi della cerimonia pasquale. Qua trovate il titolo dell'ordine, poi sotto 3-4 righe di spiegazione. Andiamo avanti. Penso che questo è stato riprodotto anche una decina di anni fa, credo qua a Venezia. Forse qualcuno se lo ricorda, è stata riprodotta questa edizione. Andiamo avanti, ancora. Queste sono le 10 piaghe d'Egitto. Le 10 figure, ognuna ha un proprio nome, sono le 10 piaghe d'Egitto. L'ultima, andiamo avanti. Ecco, l'ultima qua in basso è un'altra vignetta in cui è scritto qua in italiano ma in caratteri ebraici, demoni, li vedete i diavoletti, deputati sopra gli elementi, sopra l'acqua del mare, le foglie, per dare a Misraim, cioè agli egiziani, pene e tormenti. Quindi Esodo 14. Ripeto, questa è stata stampata a Venezia, si può volendo acquistare a volte. Poi, sì, ci stiamo? Sì. Andiamo avanti. Adesso abbiamo 2 opere molto recenti, Bibbie questa volta, quindi direte finalmente parla di Bibbia. Comunque, Maso da Zara, ovviamente il tipografo ebreo originario di Zara, 7 tavole dei frontespizi della Bibbia stampate nella tipografia di Gravina nel 1743. È un'antiporta, precede il testo con una silografia. Mosè in alto, che avvolto in una nube densa, riceve dal Signore Ani Adonai Elohica, riceve le tavole della legge e poi qua c'è tutta la descrizione. Andiamo avanti, questa è la prima antiporta. Questa è un'altra opera stampata nella tipografia di Gramina, Masud Sefer Maaseh Rochea, vedete il frontespizio, pienamente illustrato, ma qua di ebraico non c'è niente, ovviamente il xilografo era uno scultore, un disegnatore cristiano. Andiamo avanti. Sempre la stessa opera, e qua trovate in caratteri latini la nota, il permesso, le licenze di stampa dei controllori dei libri ebraici, dei riformatori dello studio dell'Università di Padova, ai quali era delegato il compito di controllare i libri ebraici, che i libri ebraici non avessero niente contro il cristianesimo, e venivano chiamati, dice, dal mandato degli illustrissimi, eccellentissimi signori, Cantaveri. Ovviamente voi tutti, essendo veneziani, credo, sapete chi sono i Cantaveri, quelli che raccattano gli averi, i finanzieri, che raccoglievano i soldi, Cantaveri venivano chiamati, nel linguaggio veneziano di quel tempo. C'è tutta una letteratura sterminata su questi personaggi. Andiamo avanti. E poi c'è alla fine, questa volta alla fine, il permesso
verso della carta finale, il resuto, cioè il permesso dei capi della piccola comunità della Al-Khatan di Venezia. Quindi c'è l'elenco dei 5 ebrei che facevano parte di queste comunità e che hanno, come si dice, controllato l'opera, però dopo il controllo dei cristiani. Andiamo avanti. Questa è un'altra opera, sempre Sem Sedakah, del frontespizio della prima parte, di Samson Morpurgo. Andiamo Samson Morpurgo, come viene chiamato, andiamo avanti. Qua questa è la Bibbia ebraica stampata a Venezia nel 1739-41, da Tobia, con disegni di Francesco Grasalini, che voi tutti conoscerete, sono andate nel dizionario biografico degli italiani e troverete ampiamente parlato, che era uno scultore, silografo meglio, che ha lavorato moltissimo a Venezia e poi a Milano. Contiene anche alcuni testi di carattere ebraico che qua vengono citati, e nei margini c'è la spiegazione in italiano in carattere latino delle parole più difficili. Nei margini dei 4 volumi della Bibbia hanno messo i caratteri italiani, la traduzione italiana fatta da Leon Modena, siamo nel secondo del 500, prima del 600, in caratteri italiani. Dopo possiamo vedere, qua c'è la marca tipografica di Tobia, cioè della famiglia Toa. Vedete qua in mezzo, al centro, la palma, l'albero della palma e 2 leoni che appoggiano la zampa anteriore sul tronco della palma. In alto un angelo con la scritta. Andiamo avanti. Ecco, qua in dettaglio potete vedere meglio la scritta. Il giusto come palma fiorirà, dik e tama, così, marca dei caratteri del padre del tipografo. Voi sapete che Coan ha cominciato a stampare a Sabioneta nel 1551. Hanno cominciato a stampare, poi per un po' sono stati buoni e poi hanno ripreso a Venezia nel 700. Marca raffinata, e qua avete, lo sappiamo, l'incisore Francesco Grisalini, di cui parlavo prima, Rabbi Simon Calimani, siamo nell'ultima riga in basso, probabilmente l'ebreo che ha, come si dice, progettato e commentato tutte le vignette. Sono 10 vignette, 2 nel margine superiore, 2 in quella inferiore, 3 vignette in ciascuna dei margini laterali. Sono episodi tratti dalla Bibbia, dall'episodio che voi conoscete, la legatura, tra virgolette, cioè il sacrificio di Isacco. Andiamo avanti. Se volete fermarvi, qua è il frontespizio di questa Bibbia, coprito con cornice architettonica molto usata nell'edizione di quel tempo, con caratteri rosso-neri. In alto c'è la data, Baeta Lui. Andiamo avanti. Questa è ancora la marca tipografica, leggermente con caratteri di colore leggermente diverso. Andiamo avanti. Ecco, questo è la seconda antiporta, sempre di quella Bibbia, piena pagina, Yahweh che invia fasci di luce su Samuele e Davide, sullo sfondo una città. Emergono una cupola, torri e campanili. Vi viene in mente quale può essere questa città, da cui emergono, vedete a sinistra la cupola, campanile a destra, Venezia. Almeno non è venuto in mente spontaneo, anche se brevissima, se volete dire rosa così, a destra in piedi un soldato romano che che saluta con il braccio destro alzato sui 2 protagonisti. E in basso trovate, cioè Samuel e Davide, in ebraico i nomi dei 2 protagonisti, e in basso Gresalini e Gresalini Peci. Avanti. Questa è la seconda antiporta, questa è un'altra frontespizio dei profeti anteriori. E questa è la terza antiporta, carro con 2 ruote in alto, qua, in alto più in alto nel margine avete
la marca tipografica Foà, la palma con i due leoni, in alto Yahweh carra con due ruote e animali, come nella visione di Ezechiele. 3 profeti in basso, Isaia classici, Isaia, Geremia e Ezechiele. Sullo sfondo, veduta parziale di una città, Venezia, punto interrogativo, Grisalini, Peci. Avanti. Frontespizio dei veini profeti posteriori, solita frontespizio che si ripete, andiamo avanti. E qua avete l'ultima e quarta antiporta, in alto la consueta marca tipografica qua senza scritta, Davide in ginocchio davanti a un'egia con un libro aperto davanti. Quale potrebbe essere questo libro aperto che Davide ha davanti? Punto interrogativo, i Salmi. Appoggiato sul pavimento ovviamente Davide, l'arpa e la cieca, vedete a destra, di cui ci serviva probabilmente quando accompagnava questi strumenti la recita dei Salmi. Andiamo avanti. E questi chituini, il profeta, scusate, gli scritti, gli azografi, dei Mishnei, Iov, Daniele, andiamo avanti. Ecco, qua vedete Sefer Bereshit, cioè il primo capitolo di Genesi, Bereshit a caratteri grandi, oltre che nel titolo. A sinistra vedete nel margine, dopo la riga, la traduzione italiana in caratteri latini questa volta delle parole ebraiche più difficili. Probabilmente la Bibbia, come anche per l'illustrazione, si rivolgeva a lettori cristiani. Allora hanno visto la necessità di mettere a lato, precorrendo i tempi, cosa che nelle Bibbie moderne, allora è vero che si fa, però già la troviamo nel 1739-41 applicata a Venezia con questo sistema, quindi siamo già in anticipo, ma nessuno se ne accorge. Andiamo avanti. Questo è Isaia, vedete qua la traduzione è molto più, ma nessuno l'ha mai studiata, è quella di Dio Moda. Andiamo avanti. No, questo è la stampa a Venezia 1565 per mano Leggiari, Parenza, nella tipografia di Elvise e Bragadin, di un bestseller della letteratura giuridica e ritualistica ebraica di tutti i tempi. L'opera è lo Shulchan Aruch, la tavola apparecchiata di Joseph Caro. È stato scritto da Joseph Caro a Biriglia, nell'Alta Galilea, come testimoniato, nel 1555. Gli altri 3 volumi, sono 4, gli altri 3 volumi sono stati scritti a Safed, dove lui si era trasferito nel 1556, 57 e 58. Poi amici, allievi, commercianti sulle vie commerciali, probabilmente via mare, non credo via terra, hanno portato questi volumi a Venezia, hanno scelto l'editore che era Bragadin e l'hanno fatto stampare. A finanziarlo sono stati vari ebrei che non erano poi del tutto d'accordo con le teorie ritualistiche, sulla ritualistica di Joseph Caro, come Azaria dei Rossi. Tuttavia hanno invitato, essendo loro delle autorità rabbiniche importanti, invitato gli ebrei di Mantova e dei dintorni di finanziare la stampa dei 4 volumi di quest'opera. Ecco come l'opera veniva finanziata. Ovviamente una volta stampata e finanziata in questo modo, anche perché l'editore voleva guadagnarci, doveva pagare i locali, come ricordavo prima, i torchi, i chiostri, gli operai, i torcolieri, i consiglieri, i correttori, cioè insomma c'era tutto un lavoro. Ecco, questo è il primo volume, andiamo avanti. Questa è la prefazione librei di Joseph Caro, caratteri quadrati stampati molto chiari, andiamo avanti. E questo è l'inizio del terzo volume, Tur Even Eser e l'Incipit, vedete Tur Even Eser scritto a caratteri grandi, andiamo avanti.
con questa chiudiamo, trovate il colofon del tipografo di Islam, ecco lì, Jacob Panez. Meir Panez era morto poco tempo prima, il suo fratello Jacob Panez ha preso il suo posto e compare nel colofon. Qua trovate l'indice del volume e qua trovate scritte in caratteri latini la firma dei due censori ecclesiastici, Domenico Gerosolimitano, poi mi direte come fa a leggere, inoltre li portate lì, e poi visto per me Giovanni Domenico Vistorini, poi forse la data 1616-19. Questo siamo a Gerusalemme, si vede dopo, manoscritti illuminati. Devo andare con la Dove? Se cerco mi ecco. Cos'è siamo a Gerusalemme, il Center of Jewish Art, da cui provengono queste. È un centro di arte ebraica fondato da Bezalel Narkis una trentina, 40 anni fa, in cui è raccolto tutto il materiale iconografico che riguarda l'arte ebraica. È stato raccolto e riprodotto e sono state riprodotte tutte le illustrazioni di tutti i libri che hanno qualche illustrazione, e qua c'è l'elenco. C'è l'elenco di tutte le illustrazioni che si trovano in Tobia Cohen nel Maaseto Viglia, forse dovrebbe. Quindi chi volesse vedere cerca sotto internet Center of Jewish Art, l'indice dei manoscritti, che da qualche parte ci sono. C'è qualcos'altro là che dovrebbe venire fuori. Direi, possiamo, se non riusciamo ad andare. Volevo farvi vedere, come dicevo all'inizio, alcuni dei libri di cui vi ho parlato, come sono venduti nelle case d'aste. Ecco, si può collegare qua? E quali di questi? Center of Jewish Art, il terzo. Però ecco, non c'è la connessione, non c'è. Si può leggere ma non c'è la connessione. Andiamo avanti, e Maaseto Viglia Cohen, vediamo, non dà le illustrazioni. No. Niente, si vede che loro non li ha trasmesso. E comunque vedete qua tutta la storia che io, Bragadin, Print House in beni sole, dai, e così via. Era una casa d'antiquariato che ha in vendita proprio in questi giorni alcuni di questi libri a prezzi abbastanza elevati. Così. Questo per farvi vedere che la storia di questi libri non è finita, non è sepolta nelle biblioteche, ma vive ancora, vive anche in un modo abbastanza vivace. Comunque il sito di questa casa editrice si può consultare facilmente online, possono vedere i cataloghi di tutte le opere d'arte ebraiche che loro mettono in mostra, quadri, dipinti, gioielli, tutto, per chi fosse interessato. Professor Tamani, io credo che ci siano un sacco di stimoli e vorrei sapere se qualcuno di voi vuole fare qualche altra domanda, se no io ho qualche piccola osservazione che mi permette di legare ad alcune delle considerazioni fatte anche nelle altre lezioni. Qualcuno ha delle domande da fare? Io volevo sottolineare, finché ci pensate, sottolineare un aspetto che a me pare veramente molto importante della lezione di oggi, che è quella del legame che Tamani ci ha proposto, importante, fra imprenditori cristiani
e studiosi o comunque autori di varia natura ebrei che hanno stabilito delle relazioni molto strette di fatto e al di là delle norme, al di là delle regole. Questo è uno dei temi che a me sta molto a cuore, sia quando studio gli ebrei e la storia del ghetto di Venezia, che quando si studia la storia del mercato di Rialto. Il mercato di Rialto è una crogiolo di rapporti e di interferenze tra popolazioni di provenienza diversa. Il cosmopolitismo di Venezia trova il suo luogo specifico, io credo, all'interno della storia rialtina, e quindi questo tipo di divulgazione di rapporto fra imprenditori e ragioni economiche che hanno costituito la ragione stessa della ricchezza di Venezia e la presenza di minoranze di varia provenienza, di varia natura, di varia cultura, è veramente stata la ragione stessa della ricchezza e della crescita e dello sviluppo di una città cosmopolita come Venezia. Da questo punto di vista la questione dei libri ci permette di capire fino in fondo, io credo, questo tipo di rapporto e di capire fino in fondo anche la storia materiale della città, che è una storia che va appunto al di là delle normative, al di là delle regole. Le infrazioni alle regole, se di infrazione si può parlare, o comunque sia le vari escamotage trovati di volta in volta fra stampatori cristiani e produttori del libro, tutti i lavoratori del libro, come li definiva il professor Tamani, sono secondo me una delle proprio degli aspetti che ci permettono di capire qual è la natura di questi rapporti, che in una città vivace, che in una città in pieno sviluppo come era Venezia in età moderna, erano particolarmente significativi. Da questo punto di vista poi lo sfruttare la circolazione, sfruttare e alimentare la circolazione e le rotte commerciali veneziane diventa l'argomento nodale di questi temi. Allora prima il professor Tamani si soffermava in modo particolare sulla figura di Tobia Cohen. Non c'è dubbio che appunto questi passaggi, che fossero da Adrianopoli a Costantinopoli a Gerusalemme, sono l'essenza stessa di questo tipo di rapporti che ritroviamo veramente in molte figure del commercio veneziano. Qui per il libro, ma anche di altri prodotti, di altri beni. La ricchezza del mercato su questo ha costruito la propria fortuna. Da questo punto di vista volevo anche permettetemi un minimo di deformazione professionale, volevo soffermarvi su alcune delle illustrazioni che ci ha fatto vedere il professor Tamani, quelle con le colonne tortili, sono quelle più architettoniche. Le colonne tortili sono tipicamente attinenti alla cultura ebraica e le ritroviamo all'interno delle sinagoghe. Le sinagoghe del ghetto di Venezia hanno tutte la presenza delle sinagoghe e delle colonne tortili, che sono le stesse che vedevamo in questi frontispizi. Sono esattamente il tipo di carattere architettonico che distingue di fatto gli elementi decorativi all'interno delle sinagoghe, anche stratificati in tempi diversi, originariamente cinquecenteschi, qualche volta di legno, qualche volta di stucco, qualche volta di pietra, ma poi le ritroviamo anche che si ripetono in tempi successivi. Qualche volta anche nelle chiese cristiane, intendiamoci, per esempio la chiesa di San Moisè è una di quelle in cui compaiono la colonna salomonica, però è assolutamente tipica di tutta l'architettura ebraica. L'ultima osservazione che volevo fare è che quella figura in cui c'è da una parte la figura umana e dall'altra la casa, e che appunto ha a che fare con i trattati di medicina, insomma la cultura medica degli ebrei, è famosissimo, come ci ha detto il professor Tamani, pubblicato e ripubblicato, ripubblicato molte volte. L'avevamo esposto nella mostra del cinquecentenario dell'istituzione del ghetto a Palazzo Ducale. Era proprio questa cosa degli studiosi, dei medici ebrei che avevano studiato nello studio di Padova, che erano gli unici che avevano la possibilità
facoltà di iscriversi allo studio di Padova erano i medici, e quella figura era una delle cose che avevamo esposto e che ci aveva permesso appunto di sviluppare il ragionamento a cavallo fra tipografie ebraiche, tipografie cristiane che stampavano in ebraico e medicina. All'epoca questo sito della Jewish Art di Gerusalemme non era ancora esistente, quindi era stata una ricerca non proprio così semplice come oggi invece potrebbe essere, perché non avevamo a disposizione con altrettanta ricchezza su internet la disponibilità di queste immagini. L'ultima osservazione ancora che volevo fare è a proposito di Francesco Grisellini, perché molti veneziani non sanno che Francesco, e in qualche modo ancora mi permette di sottolineare le interferenze fra imprenditori cristiani, magistrature della Repubblica Veneta, cultura ebraica, autori particolari che stampano e le relazioni fra le persone, che sono le relazioni materiali in una città che vive. Francesco Grisellini ha dipinto e inciso una serie di grandissime mappe geografiche che sono all'interno di Palazzo Ducale. Una delle sale di Palazzo Ducale, ahimè, è quasi sempre coperta quando fanno le grandi mostre degli appartamenti del Doge, e coprono queste cose, per cui nessuno, molto pochi vedono, sono anche tra l'altro molto in alto, vedono queste mappe geografiche, perché lui, Grisellini, oltre che pittore incisore, era anche geografo e aveva fatto una panoramica le scoperte geografiche dell'epoca sua, dipinte e incise all'interno di Palazzo Ducale, che anche questo è un elemento di interferenza. Io sono sempre particolarmente interessata a questo genere di relazioni che appunto nella città di Venezia, particolarmente vivace e cosmopolita in età moderna, erano consentite e di fatto comunque avvenivano, al di là, ripeto, delle norme o delle regole. Succedeva di fatto, perché queste erano le ragioni economiche che poi spingevano alla ricchezza stessa della città. Nel frattempo forse qualcuno ha qualche domanda da fare. Sì, una domanda estremamente basica. Mi sembra lei abbia citato che in 3 secoli circa 600 edizioni in lingua ebraica per secolo, grosso modo. Secondi secoli. A seconda del periodo. Cosa era in media, se lo sa, una tiratura di ogni edizione e come veniva diffusa, ovvero utilizzava gli stessi canali della diffusione del libro allora esistenti, o c'erano dei divieti, delle leggi per cui doveva utilizzare delle altre vie? Utilizzavano poi gli stessi agenti oppure degli agenti ebrei per le comunità ebraiche diffuse in Europa? La domanda è interessante, solo che non so rispondere, perché come dicevo prima sono argomenti poco affrontati dagli studiosi, i quali si sono occupati in prevalenza della lite tra i 2 tipografi del 500, di tutto quello che è avvenuto dopo, ripeto, nel mondo del libro, da quando l'opera usciva dal tavolo manoscritto, usciva dal tavolo dell'autore, quando finiva stampata sul tavolo del venditore, distribuite nei vari paesi, sappiamo pochissimo. Sul circa 2000 e rotte edizioni sappiamo forse di 3-4, quindi il numero delle coppie che erano state tirate, per esempio, perché era citato il caso del figlio di Marcantonio Giustiniano, perché è l'unico che ci dà un elemento sul numero delle coppie che aveva tirate, che cercava di vendere, addirittura cercava di trasportarle di nascosto a Cefalonia, dove lui era amministratore, per poterle vendere. Ovviamente nel vicino Oriente, insomma, non più in Italia, ma ripeto, tutto quello che c'è, che attraversa la storia del libro
da quando esce dalle mani dell'autore, quando finisce nelle bancarelle, nei negozi di vini, così sappiamo pochissimo. Sappiamo pochissimo, probabilmente la documentazione c'è e ogni tanto viene trovata, bisogna però spulciare per bene i libri e così via. Però sappiamo quante edizioni, se lei mi chiede di circa 2300 opere stampate in questo periodo, in questi 3 secoli, forse di 5, 6 o 7 sappiamo il numero delle edizioni e sappiamo il prezzo. Poi come venivano distribuite o finanziate, ricordo il caso di Joseph Caravella sul Caralù, lì sappiamo perché abbiamo la testimonianza di un autore contemporaneo alla stampa che manda i suoi, non lui, manda i suoi amici, ai devoti, allievi, seguaci e così via a Venezia, e addirittura, ho letto da qualche parte, rimangono a Venezia per tutta la durata della stampa del volume perché devono controllare e sapevano bene ciò che Joseph Caro aveva scritto, lo conoscevano ed erano in grado di controllare se il testo era composto bene o male e così via. Però sono casi che sarebbe campo di ricerca per giovani ricercatori che avessero volontà e che qualcuno che li seguisse in questo settore. L'argomento c'è, ma ripeto, non ha interessato molto, anche di alcuni editori veneziani non abbiamo ancora gli annali, cioè non abbiamo l'elenco delle edizioni, di alcuni sì, di altri no e così via, insomma. Oppure abbiamo elenchi approssimativi, oppure non ti sanno dire dove si trova l'esemplare, perché l'esemplare del Marcel Pouillat che io vi ho fatto vedere è rarissimo, la copia completa si trova a Mantova nella biblioteca comunale, cioè nella ex biblioteca ebraica finita nella biblioteca comunale, ma non è che si trovino molto facilmente, insomma. Non so se ho... Quindi è un lavoro da fare, ha ragione nel dire, ma io me ne sono accorto tardi, ho fatto altre cose riguardo a questo, adesso me ne accorgo, ma ripeto, ci vuole tempo per scavare, insomma, per consultare e poi per trovare i libri, perché non è facile trovare questi libri. Alcuni si conserva a Padova nella biblioteca del seminario, questi che abbiamo visto illustrati da Grisellini, li trova a Padova nella biblioteca del seminario, nella biblioteca antoniana, a Vicenza nella biblioteca bertogliana, cioè si trovano, ma altri non ci sono esemplari, non si sa che fine abbiano fatto. Piero? Se non si... Anche io ho una domanda. Allora, anche io sono particolarmente interessata proprio a questa ibridizzazione, le interferenze ebraico-cristiane a Venezia. Adesso lei, nei suoi esempi, se ricordo bene, non c'era proprio qualcosa sulla Torah e le illustrazioni che sono state fatte anche a Venezia, nel Seicento, perché questo riguarda poi proprio anche il divieto, non solo di collaborazione, ma anche il divieto dell'immagine, no? Che è stato in parte anche qui infranto, dove se non sbaglio esistono proprio delle stampe ebraiche della Torah illustrate addirittura da illustratori ebraici. Forse può dirne ancora qualcosa, perché secondo me questo tocca proprio illustrata è quella che vi ho fatto vedere. La Torah, la Bibbia, la cosiddetta Bibbia ebraica, la Bibbia rabbinica, non reca illustrazioni. Reca illustrazioni, quelle che io vi ho fatto vedere, però è stata fatta anche illustrata da cristiani, probabilmente rivolta a cristiani. Gli ebrei hanno fatto il grande sforzo di stampare, compilare e stampare la Bibbia rabbinica. Sforzo grande per quanto riguarda il testo ebraico, la Massorah, i vari commenti e così via. Per il resto non l'hanno pensato, anche perché a
quel tempo non interessava. Dopodiché stampare Bibbie rabbiniche, che ne hanno stampate in Olanda e così via, però con estrema fatica, ma senza illustrazione. L'unico libro, diciamo, di carattere religioso stampato è la Gadà, cui io vi ho fatto vedere, ma a Venezia ne ha stampate ben 7 edizioni nelle lingue che ho detto e così via. La Gadà andava, era richiesta, anche perché si coinvolgeva i bambini e così via, e allora era raccolta di favole che avevo illustrato. Sono ben pochi libri illustrati apparsi a Venezia. È apparso anche nel 500 sempre in Yiddish il Sefer Minagim, libro dei Ri, in Yiddish, però è un volumetto limitato, insomma. Le grandi opere, lo Joseph Caro, per carità, solo testi. Non si usa come non si deve usare a contaminare il testo ebraico con figure, diciamo, probabili, insomma. Grazie. Giuliano, intanto volevo ringraziarti per questa panoramica amplissima, a tratti vertiginosa su 2 secoli e mezzo di storia degli ebrei, di storia del libro e di storia di Venezia. Mi è rimasta una curiosità circa Meir Parenz, forse tutta la sua famiglia, perché osservavo nelle prime slide che ci facevi vedere che il nome di famiglia è scritto in tedesco, è scritto Parenz, non è scritto Parenz. Sì, ma forse mi il incuriosiva questa cosa. Il dialetto veneziano non so come si pronunciava. Parenz. Ma è proprio scritto senza la data alla fine, quindi non c'è vocale, finisce, c'è la zara sostinta. Forse la lingua usata nelle liste. Mi chiedevo se questo era un fatto. Praticamente ci sarebbe una famiglia di ebrei che viene dalla Germania, passa dalla Dalmazia veneziana, poi arriva a Venezia e continua a firmarsi in tedesco, non in sloveno, non in veneziano. Non saprei. Cosa mi aveva intrigato, perché ho visto in almeno 3 degli sharing dei frontespizi che hai proiettato c'è proprio scritto chiaramente Meir Potrebbe essere Parenz. anche una deformazione veneziana, Non so, il dialetto veneziano. non lo so. E l'altra cosa che sempre a proposito di Parenz, che quelle 2 possibili marche tipografiche Sì, Venere. sono veramente strane. Mi chiedevo se non potesse esserci della simbologia dell'emblematica alchemica addirittura. Può darsi che fossero. Infatti io ho messo il punto interrogativo, ma nessuno è riuscito, io ho fatto tutta la bibliografia su queste marche, ma nessuno è riuscito a decifrare, cioè a dargli una definizione precisa. È probabile, però tra l'altro vedere in una marca tipografica ebraica di un libro di giurisprudenza una donna nuda, cioè svestita piuttosto rara, sia in quelle ebraiche sia in quelle non ebraiche, che schiaccia il serpente che tiene la lancia in mano. Direi infatti ho messo il punto interrogativo perché anche questo è un tema che va sfruttato, ho studiato, insomma. Una cosa che Bassi non ho detto: testi ebraici, Bibbie, rabbiniche, testi giuridici, filosofici anche, non molti, medici relativamente, cabalistici a Venezia ne ha stampato pochissimo. Cioè non è come Marco, sempre Zoro è stato stampato a Marco. Venezia non piaceva, non interessava, o non leggevano insomma questo genere di testi. È inutile dire così. Interessava la giurisprudenza, infatti il bestseller è lo Joseph Carr, lo Shulchan Aruch di Joseph Carr, il libro più stampato a Venezia e più letto fuori, poi criticato perché lui era un ebreo sefardita, criticato dagli ebrei scherzini come i rabbini, i rabbini e così via, e poi hanno messo insieme, hanno fatto i commenti così, è diventato il manuale giuridico ebraico più importante e più diffuso, insomma. Grazie. Allora ringraziamo molto il professor Fermani e